ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Rieccoci, ben trovati Brescia in tavola, ciao a tutti, ciao Federica! Buongiorno! Ma quanta allegria, ma questa allegria è tutta tua o ti fai aiutare da qualche mi sono sempre contento. qualche polvere strana? Che ne so, voglio dire, siamo sicuri che sia farina? Dai! Va bene, ci fa piacere che tu sia contento, un po' meno tuo marito. Allora, attenzione, oggi la ricetta Sì? è bella sostanziosa, raccontiamo perlomeno la pasta risottata alla salamina. Perfetto! Ma insomma... Dai, abbiamo mezz'ore. Dai, allora, per preparare la pasta risottata alla salamina ci servirà mezzo chilo di mezze penne, la cipolla, le salamine, magari 2 o 3, l'olio extravergine d'oliva, del vino bianco, una noce di burro e del fromage gratte. Grana! Benissimo. Ok, allora Vai. parto subito con la nostra ricetta che è un po' come fare il risotto. Infatti la facciamo pasta risottata. Ma hai preparata tu, eh? Tu Sì, ciao, ma glielo fu sempre, sì. Sì. Allora c'è poi la nostra bella padellina, Sì. in sega metto la nostra sigolina, l'olio e il fumo in biondi la sigola e poi metto dentro addirittura la pasta a crut, perché è proprio un po' come il risotto, la fa una appena che fa un ciapampunini de saur. Poi dopo abbiamo sfemon col vi bianco. Ehi! Sì. Che te con la Cosa? che spissiga il pane, smet, ventre, il seghetto a spissiga sto pa. Dai, che hai fatto al pane? A spissiga il pa. Accarezzarlo? Ma spissiga, se mia cosa vuol dire spissiga? Guarda, non lo so. Ma che bontà! Nadia, lei capita di spisigare? Se spissiche, caro. Che significa spisigare? Tirar via pezzettini e pezzettini. Che cosa a lei piace La spisigare? colomba. La colomba, a lei piace spisigare? Spiccicata tutto proprio. Togliere la glassa, lo zuccherino, le mandorle. L'uvetta. L'uvetta, mannaggia. Lei è una buona forchetta, lei piace mangiare? O Sì. preferisce cucinare? No, preferisco mangiare. E perciò mangi appena. Cucinare mi piace mia tanto. Qual è il suo piatto preferito, Nadia? Pasta setta al ragù. Lo fa lei il ragù? Eh sì, caro. Oh, ragazzi, qua bisogna che ci facciamo invitare a pranzo, a cena dalla signora Nadia. Grazie. No, No. non possiamo. Già dato. Quante volte ha già dato? Per 40 anni. Già dato. Insomma, voglio dire, adesso si riposa un po'. Grazie, in bocca al lupo per tutto. Grazie anche a voi. Mohamed, tu da quanto tempo stai a Brescia? 20 anni. 20 anni. Hai imparato qualche parola in dialetto bresciano che non siano parolacce? Insomma, Ma insomma, hai capito? Mohamed, dove abiti? a Fornaci. A Fornaci. Senti, Gio è impegnato, caspita, sta lavorando. Certo. Secondo te lui, cioè tu lo sai che significa spisigà? No. Allora lo chiediamo a lui? Sì. Dai. Poi magari ci dici qualche parola in arabo. Gio, spisigà. Spissiga. Era la canzone che fa Mamma, Pierino il mas spissiga, il vel tu cam. Nauri, sai capire? Il vel tu cam. Basta, per venire avanti. Comunque hai capito. Spisiga così, pizzicare. Pizzicare si dice anche dall'ortica, però non è il termine giusto con l'ortica. Quella è la tasbrusa, oimè. Quante cose che si imparano col Gio, ma... Il muro adulto, che imparare il muro adulto. Sì, tu sei muratore da quanti anni, Gio? Un'infinità. Da quando ero stato promosso dopo 3 anni a un secondo elementare. E invece mi ha detto, spiega, che è un'altra parola che mi ha detto, spiega, va, cammina. No, da lì a forse da spissiga sto pa, le diventa a metà, era per la cena. Ma per la scena si fa così e il pane torna. Certo, che capì cosa vuol dire spissiga. Pizzicare. Anche Buongiorno. Anche questo è Mocca spisigare. lei tocca mia. Hai visto che ho trovato un'altra signora a cui piace mangiare? Questo. No, a lei risulta, non si direbbe invece ad altri Ecco. tanto Sì. cibo, insomma, poi Dai, in qualche dai. modo si manifesta. Andiamo avanti, Quando forza, le forza. ciance, non manti, gondi che grande sfema la nostra pasta col vino bianco, il fumo evaporà, insomma un attimino la fiamma, il fumo evaporà. Gonda metter la nostra salamina, la metto la nostra bella Pezzi. salamina, certo, ovvio, no, tre, c'è blam. Ecco, metto dentro le nostre belle salamine tutti lì e la fonnanti. Ovviamente come il riso bisogna mettere un po' la olto al brut.
una bella padellina, fuma al brut, solito, e avanti fino a cotture ultimata. Alla fine gadom una bella spolverata di grana, il messo un bel mantecone un attimino, e la nostra ricetta di pasta risottata alla salamina è pronta! Buona pasta risottata alla salamina. Buonissima! Bello sostanzioso per tutti, grazie allora, ciao e alla prossima. Eccolo lì, Ciao, 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 ciao. Adolippa! Arrivederci, ciao.